Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra agricoltura. Oggi parleremo della situazione fitosanitaria attuale, torneremo ad occuparci della qualità dell'olio e lo faremo insieme a validi esperti, eccellenze, io le definisco anche del nostro territorio. Vado subito a presentarvi, prima parto dal nostro Nino Iannotta e poi grazie Nino per essere anche oggi qui con noi, e poi dicevo delle eccellenze, no, che abbiamo sul territorio. Noi parliamo sempre dell'olio, della qualità delle olive, eccetera. Per noi abbiamo anche le persone che sono che vanno anche valorizzate, perché fanno un lavoro importantissimo poi per ottenere quella qualità dell'olio che noi tutti ormai ricerchiamo. Dal produttore al consumatore andiamo sempre alla ricerca di questa qualità. E noi abbiamo spesso parlato del CREA di Rende, ci sono dei validi ricercatori, oggi abbiamo due rappresentanti molto validi, vado subito a presentarli: Cinzia Benincasa, che è appunto ricercatrice del CREA, e Pierluigi Rizzo, che è un assegnista di ricerca sempre al CREA, un entomologo, e tra poco ci parlerà insomma di questi parassiti emergenti, perché insomma fanno sempre paura questi parassiti dell'olivo che poi vanno ad inficiare, no, la raccolta e la produzione dell'olio. Allora, iniziamo da Nino Iannotta, perché ormai siamo in pieno, no? Si stanno raccogliendo le olive, ormai ci siamo insomma quasi alla fine per ottenere un olio di qualità. Questi sono i giorni migliori, ma attualmente questa situazione fitosanitaria com'è? Ecco, io la definirei diversa rispetto a quella che è decorsa fino ad oggi, che noi quest'anno siamo stati abbastanza fortunati, abbiamo avuto un'estate abbastanza secca, senza umidità, e questo non ha permesso di sviluppare la mosca nelle entità pesanti, dannose come negli anni scorsi. Quindi ci siamo salvaguardati non solo dalla mosca, ma anche da altri parassiti che risentono delle condizioni climatiche, quindi sia parlo di parassiti animali, quindi artropodi, insetti, sia di parassiti vegetali, quindi funghi, batteri ed altro. Adesso, diciamo, in quest'ultima fase, da settembre in poi, diciamo, le condizioni climatiche sono mutate. Sì, un po' di pioggia l'abbiamo avuta. Ovviamente, sì, abbiamo avuto un abbassamento delle temperature, abbiamo avuto la pioggia, abbiamo avuto l'umidità e sono partite le pullulazioni di questi insetti, tra cui quelle della mosca. Ovviamente non ha avuto il tempo di sviluppare tante generazioni, perché è da poco che si sono create queste condizioni, quindi grandissimi danni ancora non ha avuto il tempo di farne. Però io vorrei mettere in quantunque gli olivicoltori, i coltivatori, di stare molto attenti e di anticipare quanto più possibile la raccolta, perché più andiamo avanti nel tempo durante l'autunno e più queste infestazioni saranno dannose, quindi le drupe saranno invase dalle larve che cadranno, avranno una cascola, quindi andranno giù, si avrà una grande perdita dal punto di vista quantitativo della produzione, ma anche un deterioramento dal punto di vista qualitativo. Insomma, chi ha raccolto, diciamo, a fine ottobre è andato un po'... Chi ha raccolto a fine ottobre è andato bene, ma infatti noi raccomandiamo sempre di fare questa raccolta anticipata, perché abbiamo sempre l'incubo di questo parassita, che adesso, se il regista ce l'inquadra con la prima diapositiva, possiamo anche inquadrarle e vederle. Ecco. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della Bactrogena olee, che è un dittero, è la famosa, famigerata per meglio dire, mosca delle olive. Vedete le olive come vengono ridotte nel momento in cui c'è l'attacco, e vediamo anche l'esemplare adulto. Questa è una femmina che sta facendo la ovideposizione, bucando, diciamo, l'epidermide della drupa e depositando l'uovo. Insomma, facendo una classifica, no, dei nemici, dei parassiti nemici dell'olivo, questo è il primo posto. Questo è in assoluto il primo posto. Poi, diciamo, nel campo crittogamico esistono anche altre patologie di carattere fungino, come per esempio la lebbra dell'olivo, che il regista adesso può mandare. Queste olive vengono anche queste mummificate, molto danneggiate, e vedete voi come si combinano queste olive
le quali naturalmente non hanno più né i processi fisiologici di oleazione né i processi di sviluppo dei tessuti e quindi ovviamente poi sono soggetti a caduta. Fortunatamente questo tipo di patologia interessa soltanto un'area specifica della nostra Calabria, non è diffusa in tutta la regione ma è solo sulla piana di Gioia Tauro. Quindi più a nord, diciamo, più a nord siamo un po' esenti da questo tipo dalla lebbra. di patologia. Invece la mosca gira. La mosca gira perché la mosca vola, la mosca è dappertutto. Quindi bisogna attrezzarsi, no? Ecco. Esatto. Poi ci sono altri insetti emergenti, altri parassiti che si stanno presentando in forma pericolosa, perché prima erano presenti soltanto a livello di conoscenza, di studio, ma non avevano un'importanza nel danno economico. Invece adesso già l'anno scorso anche, ci sono stati dei danni notevoli, sono comparsi e sono particolarmente pericolosi, a cui bisogna porgere la nostra attenzione. Comunque di ciò vi parlerà sicuramente, perché è proprio quello che si fa all'interno del CREA, si studiano, esatto, no? Anche questi. Ripeto, tutto questo è molto importante, non solo ai fini quantitativi, perché adesso in questo momento noi dobbiamo fare produzione, anche perché l'olivo, come sapete, è una pianta alternante, quindi un anno c'è una grande carica e un altro anno no, l'anno scorso non abbiamo avuto nulla. Quindi quest'anno è buona, la dobbiamo salvaguardare, dobbiamo portare le olive sane al frandoio in maniera tale che possano non solo rendere al massimo possibile, perché accumulano una quantità lipidica tale da poi dare una bella resina olio, ma anche dal punto di vista qualitativo, perché questa qualità rimane sempre l'obiettivo numero uno che inseguiamo sempre. Esatto. E c'è con noi appunto la dottoressa che si occupa poi nei laboratori del CREA, si occupa proprio di ricercare questa qualità, di verificarla, è vero? Dottoressa Cinzia Benincasa. Sì. La qualità di un olio si valuta attraverso dei parametri ben definiti. Questi parametri possono essere merceologici oppure nutrizionali o organolettici. Tutti questi parametri sono contemplati dalla legislazione europea, dal regolamento capostipite numero 2568 del 1991. Da allora ad oggi ci sono state una trentina di tra modifiche e integrazioni di nuovi, diciamo, decreti. Per quanto riguarda questi parametri, quindi, ci danno la possibilità di poter dare una caratterizzazione merceologica dell'olio che viene prodotto da olive, ed è molto importante conoscerle queste classificazioni. Questo perché da regolamento noi ne abbiamo 8 classi merceologiche, ma quando andiamo al supermercato, quindi andiamo a comprare il nostro olio, quello che possiamo trovare sugli scaffali in effetti sono 4, quindi è importantissimo conoscere queste 4 categorie merceologiche proprio per non avere delle sorprese quando torniamo a casa e magari leggiamo in un secondo momento l'etichetta quando dovremmo farlo, diciamo, all'origine, nel negozio stesso. La prima classe merceologica è l'extravergine di oliva. Ormai si sente parlare del grande apporto nutraceutico che ha l'olio extravergine di oliva. L'olio extravergine di oliva ha intanto un'acidità molto bassa, che può essere fino allo 0,8%, e per acidità noi intendiamo la quantità in grammi di acido oleico su 100 grammi di olio, quindi poi la andiamo a specificare come percentuale nell'olio. E il suo flavor, quindi il suo il suo bouquet è un bouquet fruttato. Inoltre l'extravergine di oliva, già che contiene quelle proprietà antiossidanti, quindi composti fenolici e vitamina E, il tocoferolo, ha quei sentori di amare e piccante proprio associati a questi composti. La seconda categoria merceologica è l'olio vergine di oliva, che può presentare dei lievi difetti all'esame organolettico, ma appunto contemplati da regolamento, e l'acidità un po' più elevata, che può arrivare al 2%. Queste 2 categorie si dovrebbero acquistare, solo queste 2, perché la terza categoria, che è l'olio di oliva
molto spesso lo si scambia per la prima e la seconda categoria, non è altro che una miscela di oli rettificati, cioè oli che a monte presentano molti difetti, acidità molto elevate, quindi odori anche sgradevoli, e devono essere rettificati, corretti proprio con analisi chimiche, quindi con l'azione di reagenti chimici, e poi andati diciamo tagliati e aggiunti con oli di qualità superiore. L'acidità è fino all'1%, e l'olio di Sanza, noi troviamo in commercio anche l'olio di Sanza, che è derivato dal prodotto secondario della lavorazione dell'oliva, che è appunto la Sanza, e tramite estrazione dall'olio Sanza greggio e attraverso rettifica noi abbiamo questi oli di Sanza rettificati, aggiunti alla qualità più elevata, si ottengono quindi questi oli commestibili. Gli altri tipi di oli, quindi, che vengono utilizzati magari per la produzione di sottoli o tonno in scatola, eccetera, eccetera, sono oli che in effetti sono lampanti, che una volta si utilizzavano proprio per l'illuminazione, per accendere le lampade. Ecco. Io credo che da questa, diciamo, da questo racconto sulle categorie merceologiche ormai si capisce perché l'importanza di comprare olio extravergine di oliva o olio vergine di oliva e lasciare stare tutto. Ecco, no, olio d'oliva lasciamolo stare. Quindi ci inganna, però no, quando andiamo lì olio d'oliva vabbè è buono, invece no, bisogna anche conoscere queste Certo. differenze. Cioè, noi cerchiamo anche di formare noi consumatori ed essere attenti poi a quello che vanno ad acquistare, quindi già quando si va al supermercato extravergine d'oliva. Questo è molto importante, ma addirittura c'è anche, diciamo, una osservazione aggiuntiva da fare a questa ottima illustrazione che ha fatto la dottoressa Benincasa, che è quella di alcuni marchi che valorizzano ancora oltre la qualità rispetto a queste classificazioni che sono previste dalle normative. Noi per esempio in questo momento viviamo l'epoca dell'IGP olio di Calabria, dell'olio a indicazione geografica protetta, che non è soltanto un'etichetta che rappresenta l'origine, ma è anche un'etichetta che vuole salvaguardare determinati parametri di qualità che sono ben oltre quelli previsti dalla classificazione extravergine d'oliva. Non so, per esempio l'acidità non può essere più di 0,5, i perossidi non 20 ma non più di 12, i polifenoli non possono essere inferiori a 200, quindi diciamo, c'è una categoria di qualità ancora superiore rispetto a quelle che fino ad oggi la normativa prevede attraverso queste classificazioni che ci ha dato la dottoressa Benincasa. Che sono importantissime. Che sono comunque importantissime. Già un primo passo, Certo. no? Perché bisogna, io lo dico sempre, bisogna aiutare il consumatore ad essere consapevole, anche quando si vede olive comunitarie, allora quelle olive comunitarie non sono proprio, destano qualche dubbio, non sono proprio italiane, ecco, sì. cioè, non arrivano proprio dall'Italia. Meglio acquistare, no? Noi che siamo calabresi abbiamo questo territorio ricchissimo di olive di qualità, meglio acquistare calabrese si va sicuramente, certo. Ecco, siamo più tranquilli anche dal punto di vista dei consumatori. Ma torniamo a parlare dei parassiti. Abbiamo visto in questa classifica la mosca, che è quella che fa più paura, ma ci sono anche dei parassiti emergenti, ed è questo lo studio che fa proprio nel CREA il dottor Pierluigi Rizzo, che tra l'altro è un entomologo, un assegnista proprio di ricerca, e va a studiare questi parassiti emergenti. Ma quali sono? Sì, questi parassiti che studiamo noi al CREA, diciamo, il reparto di entomologia, diciamo, si tratta di parassiti di fitofagi secondari che rivestono un'importanza secondaria nell'agroecosistema oliveto e che generalmente non fanno un danno economico di rilievo, però in particolari condizioni anche climatiche, di temperatura e di umidità, si può andare incontro a delle infestazioni che possono provocare gravi danni anche al raccolto. Noi abbiamo focalizzato la nostra attenzione, diciamo, sulla Cecidomia suggiscorza, sul tripide o pidocchio dell'olivo o tripide dell'olivo, e in modo marginale anche sulla cimice asiatica, che di recente sta facendo molti danni nell'Italia settentrionale. Si tratta comunque di insetti che generalmente hanno delle basse densità di popolazione, perché sono
sono, diciamo, limitati dagli antagonisti naturali. Altri insetti, quando parlo di antagonisti parlo di insetti... Ci sono anche la cimice asiatica, poi tra l'altro recentemente la stiamo vedendo spesso, ma è arrivata anche qui da noi questa cimice asiatica, perché insomma crea un po' di tensione, no? Sta distruggendo molti raccolti in questo periodo, insomma, ecco, questa è? Questo è il tripide, il tripide dell'olivo. Il pidocchio, giusto? Pidocchio nero lo diciamo così. Generalmente, tecnicamente, Liotrips solea, sì. il nome scientifico di questo animale. È un animale piccolissimo, raggiunge circa i 2-3 mm di lunghezza. Il maschio e la femmina sono pressoché simili e mostrano questa colorazione nera lucida e tutti gli stadi di sviluppo dell'insetto arrecano danni alla pianta. I giovani, per esempio, sono muniti già di un apparato boccale pungente e succhiante, quindi tramite la puntura trofica provocano danno sia alle foglie che ai fiori che alla fine ai frutti, quindi alle drupe. E per esempio nel 2015 c'è stata una forte infestazione da parte di questo insetto nel Catanzarese, che ha provocato anche danni economici rilevanti. Insomma, non sono tanto secondari, poi, insomma, perché in alcune occasioni diventano sì, dei fitofagi primari, come la mosca. Come la mosca. Se vediamo le altre diapositive. Ci sono altre diapositive, perché abbiamo parlato anche del... Ecco, questo è il tripide, un'ammagine ingrandita. È sempre lui, insomma, sì, che può fare molti danni, anche se è piccolissimo, però insomma i danni... fa la sua parte, no? Per complicare la vita agli olivicoltori, quindi possiamo vedere qualche altra diapositiva, sì. Sempre su questi parassiti. Ecco, questa è la cimice asiatica. Quella a sinistra, quella a destra invece è un altro emitter, un'altra cimice che somiglia a quella asiatica, ma non è quella specie, è la specie infestante. Rapicaster nebulosa, la specie a destra, invece la specie a sinistra è la Leiomorpha alis, ossia cimice asiatica. In questo caso parliamo di inquinamento biologico, in quanto la cimice asiatica non è originaria dell'Italia, è un insetto purtroppo importato tramite i traffici commerciali dall'Asia orientale. E spesso questi insetti alieni, detti alieni o insetti alloctoni, sono più resistenti ai cambiamenti rispetto alle specie autoctone, quindi indigene del posto, e finiscono per soppiantare anche le specie nostrane, diciamo. Quindi insomma bisogna anche combattere con queste specie aliene, ecco, sì, perché non solo quelli che sono insomma sul territorio. Ma noi in questi ultimi tempi nell'olivicoltura italiana stiamo avendo parecchi di questi fenomeni, cioè di questi parassiti importati. Adesso il dottore Rizzo parlava di queste cimice asiatiche che purtroppo sta facendo i suoi danni nell'Italia centrale. Io ho notizie in Umbria, per esempio, di gravi danni sia attraverso deformazioni al frutto, gravissime nel caso in cui si debbano utilizzare le olive da tavola, e sia attraverso cascole precoci che fanno venire giù le olive prima ancora di permettere, diciamo, l'assimilazione lipidica completata. Quindi, ma qui da noi ancora non si è qui da visto. noi, mi diceva proprio il dottor Rizzo che... Già i monitoraggi che stiamo effettuando non abbiamo rinvenuto individui di cimice asiatica nelle trappole studiate proprio per questo insetto. Ecco, quindi almeno fino ad oggi, abbiamo... Però diciamo in prospettiva abbiamo sempre questo timore, come del resto anche la xylella eccetera, no? Certo. Sono tutte cose che vengono da lontano, non vengono da qui, ma con i quali però purtroppo poi dobbiamo fare i conti. Insomma è importante proprio il monitoraggio che si fa, sì, no? Proprio sul territorio, grazie a loro, grazie a voi, perché è un aiuto importantissimo poi per gli olivicoltori, perché individuare il parassita significa anche combatterlo e prevenirlo. Brava, adesso tu stai diciamo, introducendo un tema molto importante, perché poi diciamo, questi parassiti vanno combattuti, vanno lottati, certo, perché non facciano questi danni così pesanti, no? E da questo punto di vista abbiamo grandi difficoltà, intanto di tipo culturale, perché sta cambiando la logica dell'agronomia nel campo della difesa fitosanitaria, non si fa più uso indiscriminato di prodotti chimici come avveniva negli anni 60 e negli anni 70, che hanno provocato gravi sconquassi negli equilibri
biocenotici degli ecosistemi e che hanno permesso pullulazione di questi insetti secondari che prima invece erano relegati, diciamo, in secondo piano, invece adesso esplodono e hanno dei guai. Quindi bisogna combatterla, a cominciare dalla mosca, che è la più pericolosa. Certo. Allora, per combattere bisogna ricorrere a sistemi di varia natura. In questo, diciamo, il CREA sta facendo ricerche da molti anni, certo. Io sono testimone oculare a questo riguardo, proprio per cercare di trovare mezzi alternativi alla lotta chimica. Tra l'altro adesso dal 2020 non si potrà più neanche usare il dimetoato, che è il principio attivo fondamentale nella lotta alla mosca, che è stato usato per decenni, perché è interdetto dalle normative comunitarie. Quindi come facciamo? Ecco. Allora emergono, tornano di attualità, e per questo la ricerca è andata avanti fortunatamente, individuando alcuni sistemi di lotta alternative che sono state studiate in funzione della coltivazione biologica, ma che adesso dovranno essere applicate anche alla coltura convenzionale, perché non potendo disporre più dei mezzi chimici bisogna per forza andare su questi alternativi. Al CREA ne sono stati studiati diversi, tra cui un paio di grande efficacia, di cui possiamo vedere, se il regista ci manda qualche diapositiva. Abbiamo vedere... la pubblicità, allora dobbiamo ecco. dargli la linea al nostro Enzo Leonetti, perché abbiamo il tassativo, abbiamo la pubblicità. Al ritorno in studio vedremo insomma queste altre diapositive, tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci di nuovo in studio. Prima di andare in pubblicità abbiamo parlato un po' di questi parassiti tradizionali, diciamo così, ed emergenti, le nuove tecniche per combattere, perché non sono più quelle di 50 anni fa, bisogna sempre adeguarsi, e dovevamo mandare delle diapositive insomma, per vedere un po' quali sono, come ci stiamo attrezzando ecco, per combattere queste infestazioni. Allora, in questo caso... Esatto, in questo caso si parla di una tecnica che si chiama mass trapping, cioè trappolaggio massale. Si tratta di applicare delle trappoline in campo, nell'oliveto, che sono capaci di attrarre, perché hanno un ferormone che attrae, diciamo, i maschi della mosca delle olive, e nel momento in cui si poggiano su queste trappole, su queste device, diciamo, l'insetticida di contatto entra in funzione e praticamente uccide l'esemplare di mosca. Ecco perché si chiama Attract and Kill. Ovviamente è un sistema preventivo, quindi bisogna farlo con largo anticipo rispetto agli attacchi della mosca, e bisogna farlo anche su grandi superfici, perché se si fa su piccole superfici ovviamente si ha l'effetto contrario, perché si attraggono queste mosche e poi non si riescono a eliminare. Quindi diciamo, vanno pianificate l'esecuzione di queste tecniche su larghe superfici. Invece un altro discorso che prescinde da questo delle superfici, che ha dato veramente risultati molto incoraggianti a noi ricercatori del CREA, e in piccola misura perché non ha avuto ancora grande sviluppo pratico questo tipo di tecnica, è quello di usare il caolino. Okay. Il caolino, ecco, se adesso il nostro Enzo ci fa vedere l'immagine, facciamo vedere, si tratta di una sostanza inerte che viene spruzzata alle piante, viene irrorata alle piante, vedete le piante diventano bianche, sì, perché questo intanto confonde il comportamento della mosca, che non riconosce più, attraverso i colori, non riconosce più le drupe, quindi non individua il bersaglio, cioè le olive, dove andare a fare l'ovideposizione. E poi presenta anche una barriera meccanica, perché si forma questa specie di cemento sull'epidermide, per cui la femmina non riesce a introdurre la parte di ovideposizione, e quindi praticamente si evita l'infestazione attiva, che è quella preimmaginale, cioè, tanto per intenderci, uova
larve di diverse generazioni e pupe, che sono la parte più dannosa che va a scavare all'interno della polpa dell'olivo. L'oliva si presenta in questo modo, come la vediamo in questa diapositiva, ricoperta da questo caolino. Ovviamente è una panacea meravigliosa, però anche in questo caso va prevista per tempo. Già alla fine di luglio bisogna fare i primi trattamenti con queste sostanze e tenerli fino alla raccolta. Ovviamente ci sono degli svantaggi, perché se piove molto si dilava e quindi va ripetuto il trattamento, e purtroppo ancora questo prodotto non è proprio a basso costo e quindi diciamo questo deve essere fatto con razionalità, con criteri precisi. Però diciamo le tecniche alternative ci sono e dobbiamo applicarle, perché poi abbiamo visto che attraverso l'applicazione di queste tecniche non solo la quantità ma anche la qualità viene conservata, perché la qualità normalmente viene molto deteriorata dagli attacchi di questi parassiti. Ecco, in questo caso c'è la dottoressa che ci spiega proprio l'influenza di questi parassiti al centro sulla abbiamo qualità. fatto tantissimi studi riguardante olive infestate e la qualità poi dell'olio prodotto dalle stesse. Si può dire che l'infestazione della mosca di oliva crea delle alterazioni proprio sulla drupa. Queste alterazioni, che sono a livello quindi enzimatico, produce l'idrolisi degli acidi grassi, quindi noi ricordiamo che l'olio è comunque un composto che al 98%, 97-99% è formato di trigliceridi e digliceridi. Quando si ha questo tipo di idrolisi per azione di enzimi, quindi per azione di agenti esterni eccetera, si ha la liberazione degli acidi grassi dai trigliceridi, che vanno quindi in forma che si presentano poi in forma libera, e quindi questo vanno ad innalzare il parametro dell'acidità libera, quindi dell'acidità dell'olio. Nelle infestazioni in olive infestate dalla mosca, sicuramente il parametro di innalzamento dell'acidità va di pari passo al livello dell'infestazione. Se noi riusciamo a lavorare dopo la raccolta e immediata molitura delle olive, olive allo stato attaccate dalla mosca in maniera marginale, riusciamo comunque a, sempre considerando un difetto al panel test 0, possiamo avere oli che possono avere acidità tra lo 0,5 e lo 0,8%, quindi rientrerebbero nella categoria dell'extravergine di oliva. Ma quando l'attacco della mosca è andato oltre, perché come diceva il dottor Iannotta, non si è agito diciamo in agronomia, le pratiche agronomiche hanno ritardato nell'essere effettuate e applicate. Noi abbiamo invece una mosca che ha deposto la larva, quindi la presenza di larve, pupe o gallerie anche abbandonate, quindi la polpa scavata, tubefatta, e l'olio sicuramente ha un'acidità elevatissima, gli oli di qualità scadente, quindi oli lampanti, ma non solo. Con l'infestazione della mosca altre molecole derivanti dall'ossidazione sempre degli acidi grassi si formano, quindi si parla di un valore di perossidi alto, quindi che può anche superare il 20 come valore contemplato dal regolamento, e così anche le costanti spettrofotometriche, quindi la luce che diciamo assorbita a determinate lunghezze d'onda nell'ultravioletto. Anche qui è indice di ossidazione degli acidi grassi, quindi dei trigliceridi. Tutto questo ci porta poi anche all'esame organolettico degli oli che hanno il sentore, il flavor del verme, proprio tipico del verme, e se le olive sono state stoccate per maggiori periodi si aggiungerà a questo difetto anche quello del riscaldo, quindi la qualità sicuramente sarà scarsa. Non ne abbiamo parlato, però c'è anche un altro parametro, che quando trattiamo le olive infestate da mosca
troviamo la presenza di colesterolo nell'olio. Il colesterolo è uno sterolo che non dovrebbe essere presente perché non è proprio del regno vegetale ma di quell'animale, ma quando andiamo a molire delle olive con la presenza del verme sicuramente abbiamo nell'olio livelli di colesterolo. Vallo a prendere un olio, vallo a comprare un olio colesterolo, sì. Col colesterolo, ecco. Se poi vogliamo parlare della lebbra, di questo tipo di problema, gli oli che vengono prodotti da olive infettate dalla lebbra sono degli oli davvero brutti, cioè non odorano in modo piacevole, nello stesso tempo hanno una colorazione rossastra e livelli di acidità e di perossidi molto elevata. Quindi non servono a nulla poi. No, ecco. No. Insomma, però sì. ne abbiamo visti. Ci sono comunque, cioè si mettono anche in commercio questi oli in questo... Abbiamo avuto modo purtroppo di poter lavorare anche su questi oli così difettati purtroppo da queste malattie. Gravi difetti, gravissimi direi, c'è anche una persona non esperta, che non ha un palato, no? Io dico sempre, si accorge di questi difetti gravissimi. E insieme a queste cose qui volevo aggiungere una piccola cosa che si ricollega a quella di prima. La qualità, abbiamo sentito i parametri che ci ha indicato la dottoressa Benincasa, ma ce n'è un altro parametro di qualità molto importante che è quello della sicurezza. Quindi il prodotto, l'olio, non deve avere prodotti con residui tossici pericolosi per la salute dell'uomo. Ecco. E quella, diciamo, è la sicurezza in assoluto, perché se manca quella tutte le altre non contano nulla più. Certo. Ecco. Allora, ricollegandoci a quello che dicevamo prima, è che con queste tecniche alternative di lotta, quindi senza l'ausilio di sostanze chimiche, questo rischio tossicologico viene azzerato, non esiste. E quindi è il primo passo, il più importante, verso l'acquisizione di quella qualità a cui faceva riferimento la dottoressa Benincasa. Che si continua a ricercare in questi splendidi laboratori del CREA, di questa struttura, di questa realtà fantastica che abbiamo sul territorio. Parlando anche di ambiente, no? Perché ormai l'agricoltura è ambiente. È ambiente, cioè non parliamo soltanto di produzione, di resa, eccetera, eccetera, però bisogna avere anche questo rispetto dell'ambiente, degli ecosistemi, quindi anche in questo laboratorio, no, del CREA si ricerca, si sperimenta, si fa anche questo, è vero? È vero, infatti parallelamente alla ricerca sugli insetti emergenti ci stiamo occupando anche dei ragni all'interno dell'agroecosistema oliveto, appunto perché essendo dei predatori hanno il ruolo, un importante ruolo nell'ecosistema di controllare la densità degli insetti, di altri insetti, anche antagonisti che fanno danni. Il regista ci manda il filmato. E quindi stiamo controllando anche le specie presenti all'interno dell'oliveto. Questo è un filmato realizzato qualche anno fa in merito ad una mia ricerca sui ragni botola, dei ragni che abitano proprio gli oliveti. Costruiscono delle tane profonde, anche fino a 15 cm, che tappezzano con della ragnatela e chiudono infine ermeticamente con un opercolo che adesso vedremo. Il filmato ritrae, diciamo, l'attività di caccia di questo ragno. Questo è una delle prede, diciamo, del ragno, è un millepiede, volgarmente detto un millepiede, un diplopode. Che poi possiamo anche dire che diciamo, questi soggetti, questi animali che circolano nell'ecosistema possono anche rappresentare la figura di bioindicatori, cioè loro con la loro stessa presenza, il solo fatto che ci siano, stanno a indicare una salubrità ambientale, cioè un equilibrio che non è stato devastato al punto tale da evitare. E questo è il senso anche di queste ricerche che sta facendo il dottor Rizzo. Questa è una trappola fatta. Poi i ragni hanno un ruolo essenziale nell'ecosistema, come dicevo prima, basta pensare che ogni anno riescono a consumare dalle 400 alle 800 milioni di insetti. Quindi è un numero elevatissimo. Inoltre è un gruppo tassonomico poco studiato nella nostra regione e poco conosciuto. Nel mondo all'incirca abbiamo 48.000 specie di ragni, in Italia siamo sul 1.600 e in Calabria 450, dagli ultimi dati risalenti al 2017. E quindi anche la sola acquisizione di nuovi dati inerenti a questi arachnidi è un valore aggiunto per la ricerca comunque, quindi è necessario studiarli.
Questo è un filmato che ho realizzato lei? No? Questo è un filmato che ho realizzato io perché ho anche la passione per la fotografia, quindi mi diletto in quest'arte. E mostra proprio questa specie, Ctenizza sauvagesi, che costruisce queste tane molto particolari. È una specie presente anche solo in Italia, quindi anche questa specie è da valorizzare. È l'attività predatoria stessa della specie, perché questi ragni captano la presenza delle prede grazie alle vibrazioni. Quindi individuata la preda, scatta fulmineamente al di fuori della tana, la cattura e la trascina all'interno, in modo poi da consumarla diciamo seguentemente. Molta pazienza anche per realizzare questo video, perché insomma c'è un grande lavoro dietro, sicuramente ci vuole molta pazienza. Perché... soprattutto sono animali notturni, quindi il video, le riprese le ho fatte di notte. Quindi per questo dico ci vuole pazienza, passione, anche perché poi trovare insomma il ragno, il momento giusto. Decisamente sono i miei animali preferiti. I ragni. Non è per tutti, però insomma possono essere importanti, chiaramente, sono sicuramente importanti per l'ecosistema. Ogni chiaramente animale, ogni insetto insomma ha il suo ruolo. Ha una propria funzione. Una propria funzione, forse dobbiamo imparare più a rispettare e a utilizzarli anche, no, per combattere quegli esseri, quegli insetti che vanno a fare dei danni. No? Ci sono degli animali, degli insetti antagonisti che forse è un metodo bio, no, per combattere. Sì, come no, e infatti diciamo uno degli obiettivi principali di una moderna difesa fitosanitaria è quella di mantenere gli equilibri biocenotici, gli equilibri fra diciamo, i parassiti e gli antagonisti dei parassiti. E quando questi equilibri vengono sbilanciati abbiamo anche delle tecniche particolari che sono quelli dei lanci di questi insetti, di questa endomofauna utile, di questi insetti utili, che si allevano in laboratorio e poi si liberano. Anche qui al CREA abbiamo fatto molte ricerche in questo senso, proprio contro la mosca. Con l'Oppius concolor noi per esempio abbiamo lanciato e introdotto a livello della piana di Sibari questo insetto utile che in Calabria non era stato trovato da nessuna parte, abbiamo rilevato dagli allevamenti di Pisa presso l'Università di Pisa e li abbiamo liberati. A distanza di tanti anni poi sono stati ricatturati, il che dimostrava che praticamente si erano ambientati e quindi questa diciamo, forma di lotta era andata a buon fine. A questo riguardo è importante anche il mantenimento della biodiversità, perché noi adesso per tanti anni l'agronomia ha inseguito i modelli di coltivazione intensiva, addirittura superintensiva, cioè una sola coltura in tutto l'ambiente sterminata per molti chilometri quadrati. Questo dal punto di vista naturalistico è errato, perché occorre mantenere una biodiversità proprio per permettere la riproduzione, per permettere il trofismo da questi insetti utili che altrimenti vengono emarginati e quindi di conseguenza ci sono queste pullulazioni dei parassiti, mentre invece noi dobbiamo mantenere tutto. Del resto questo è il segreto del perché l'olivo, che è coltivato da 4.000 anni avanti Cristo, oggi si è sempre mantenuto benissimo. Sì. Dagli anni 50 in poi ha cominciato a rovinarsi, perché purtroppo l'intervento antropologico, l'uomo che rovina tutto attraverso la chimica, ha fatto diciamo, questi macelli. Certo. Adesso occorre assolutamente ritrovare questi equilibri, questa biocenosi complessiva che poi si può misurare attraverso tanti sistemi, per esempio le masse, eccetera. Noi anche al CREA abbiamo fatto studi di questo genere, ma anche attraverso questi bioindicatori di cui parlava poc'anzi il dottor Rizzo, ma adesso le sue sono ricerche recentissime, ma noi ne abbiamo fatte anche di precedenti che risalgono più di 10 anni fa, alla ricerca proprio di questi bioindicatori, proprio nel campo dei ragni. Abbiamo trovato un genere che è quello degli opilione, che praticamente erano indicatori di questa condizione ambientale. Di questo diciamo, abbiamo fatto moltissime pubblicazioni, diciamo, anche con grande successo a livello scientifico, però
occorre che questi lavori, queste ricerche che poi valgono a livello scientifico sicuramente, le pubblicazioni sulle riviste, la diffusione, la divulgazione, però devono entrare nella mentalità delle imprese, dei coltivatori, cioè ci vuole un miglioramento, un salto culturale, devono acquisire questi concetti e poi conseguentemente agire, operare in funzione di queste acquisizioni. La ricerca serve culturali. a questo, insomma. A questo serve la ricerca. Purtroppo noi nel nostro paese, nella nostra regione, notiamo un varco fra la ricerca e l'applicazione della ricerca. Manca questo collegamento di divulgazione, certo, di cose che purtroppo ha delle istituzioni delegate, ma che evidentemente non riescono È un lavoro prezioso quello che si fa, perché grazie proprio alla ricerca che si fa in questi laboratori, poi l'agricoltura progredisce, sì, progredisce, diventa un'agricoltura più produttiva, che ha rispetto per l'ambiente, che osserva la natura, perché gli equilibri in natura ci sono da sempre, come diceva il dottore Iannotta, sì, è l'uomo che spesso va a, insomma, sì, l'elemento che disturba, ecco, l'uomo. Esatto, poi bisogna tener conto di un'altra considerazione importantissima a mio giudizio, è che oggi l'agricoltura non è solo produzione alimentare, è tante altre cose, è ambiente, è paesaggio, è addirittura turismo. Ha una sua multifunzionalità questa coltivazione, soprattutto laddove è coltivata in maniera estesa. In Calabria abbiamo 180.000 ettari di oliveto, vi rendete conto quante superfici sono occupate dall'olivo? Allora l'olivo rappresenta tutto questo, e allora tutto questo deve essere fatto in maniera razionale, in maniera, direi, tra virgolette, scientifica. Certo. Quindi bisogna acquisire, diciamo, i progressi della ricerca e metterli in pratica. Allora, a proposito di agricoltura moderna, proprio recentemente a Montalto c'è stato un seminario molto interessante, dei suggerimenti utili proprio per gli agricoltori, le opportunità che vengono offerti dal PSR e dal FEI, insomma, perché gli agricoltori spesso, quando vogliono investire per migliorare la propria azienda, trovano le porte chiuse, sbarrate da parte degli istituti di credito, quindi bisogna anche cercare di indirizzare, di sostenere chi vuole rimanere in questa terra, farla crescere attraverso questo settore che può essere trainante davvero per la nostra economia. Allora, io direi mandiamo queste interviste che abbiamo realizzato con Giovanni Magliocchi, che è il coordinatore regionale di Siamo Impresa Agricoltura, e con il delegato della Regione Calabria proprio per l'agricoltura, Mauro Dacri. Noi siamo oggi qui a Montalto Fugo proprio per promuovere l'agricoltura su un territorio come quello di Montalto, ma su tutto quello che è l'areale che riguarda questo comprensorio. Noi con questo convegno oggi vogliamo porre l'accento su quelle che sono non solo le opportunità del mondo agricolo, ma quelle che sono le realtà del mondo agricolo e del territorio. Proprio il titolo che abbiamo deciso di dare a questo convegno, Coltiviamo Futuro, vuole essere l'esempio e soprattutto diciamo un'opportunità per quelle che sono le aziende agricole che hanno investito in agricoltura, e parliamo soprattutto anche non solo del PSR, ma parliamo anche di quelle altre forme che sono a disposizione delle aziende agricole e degli imprenditori che vogliono realizzare in questo comparto uno sviluppo non solo per quanto riguarda la produzione primaria, ma anche per quanto riguarda la collocazione del prodotto. Il nostro obiettivo oggi è stato quello di portare avanti la possibilità di coadiuvare gli imprenditori agricoli attraverso le scelte che determinano poi lo sviluppo dell'azienda, e mi riferisco in questo caso a forme di accesso al credito. In questo caso noi oggi abbiamo i rappresentanti di Credem che ci danno la possibilità di illustrare quelle che sono le opportunità del FEI, del Fondo Europeo degli Investimenti, nella declinazione AgriFEI, che è una di quelle opportunità che, abbinata ai piani di sviluppo rurale, consentono alle aziende di avere un accesso al credito. Non dimentichiamo, soprattutto in un periodo in cui viviamo le cosiddette calamità naturali di questi giorni, le famose allerte meteo su tutto il territorio calabrese, la necessità delle aziende di dover porre rimedio attraverso delle coperture assicurative. Quindi abbiamo deputato che chi meglio di Generali in questo contesto, che opera da anni per quanto riguarda il rischio agricolo, potesse
dare quelle necessarie informazioni per far sì che le aziende agricole possano tutelare il proprio patrimonio aziendale e non incorrere in quelli che sono i disagi che derivano dalle calamità naturali, perché è bene ricordarlo, mentre fino a qualche anno fa le calamità naturali erano gestite dal punto di vista dell'indennizzo semplicemente dagli enti pubblici, oggi senza la necessaria copertura assicurativa non è più possibile ottenere il risarcimento del danno, o quantomeno solo a determinate condizioni. Il problema quindi che si pone per l'azienda è quello di avere un costo aggiuntivo, che è quello proprio delle polizze assicurative, che però viene smorzato dalle opportunità che sono delineate ad esempio dall'adesione alle misure del PSR, del PSRN, del PSR nazionale, che consentono un rimborso di queste polizze, quindi è un modo per venire incontro a quelle che sono le esigenze delle aziende. Abbiamo scelto poi, tendo a rimarcarlo, il territorio di Montalto Ufugo, perché proprio con questo territorio noi stiamo instaurando una serie di iniziative, anche una serie di rapporti che vogliono vederci come protagonisti per quanto riguarda soprattutto la gestione dell'assistenza a quelle che sono le aziende su questo territorio. Noi insieme all'amministrazione comunale vogliamo intraprendere un percorso che possa dare l'opportunità ai cittadini, quindi non solo alle imprese, di conoscere, di approfondire quelle che sono anche le tematiche legate ai nuovi investimenti. Non a caso noi abbiamo invitato anche il presidente regionale di Federterziario, Luca Lucia, proprio per illustrarci quelle che sono le possibilità di finanziamento per chi oggi vuole intraprendere una nuova impresa, e soprattutto una nuova impresa in un territorio rurale come è quello di Montalto Ufugo. Ha fatto bene il dottore Maiocco ad organizzare questo bel seminario stamattina qui a Montalto Coltiviamo il Futuro, perché mette a disposizione del mondo agricolo e delle aziende agricole tutte le varie agevolazioni, sia per quanto riguarda quelle regionali, che riguarda il PSR, tutte le opportunità, ma c'è tutto un alto mondo di prestiti agevolati, Resto al Sud, bandi INEL, quindi ha fatto bene a fare questo punto della situazione, informazione, perché è molto importante. Oggi le aziende agricole, oltre a chi opera in questo settore, sono un vero e proprio imprenditori che devono capire anche tutto il mondo dell'universo di quello che c'è sui finanziamenti. Anche come Regione Calabria noi abbiamo finanziato una misura, la misura 2, che va proprio all'assistenza. Abbiamo fatto un bando di recente sull'assistenza tecnica che seguono appunto le aziende agricole. E su questo davvero ci dobbiamo fermare, insomma abbiamo parlato un po' degli attacchi dei parassiti, le difese, ma anche il settore, l'informazione che bisogna dare anche agli agricoltori che devono fare impresa. Chiaramente insomma ci sono un sacco di opportunità, basta saperle cogliere, sia dal punto di vista finanziario sia per quanto riguarda, abbiamo detto, anche la lotta ai parassiti, per ottenere quella qualità che noi, come dicevo prima, inseguiamo. Grazie a Nino Iannotta come sempre per i preziosi consigli, ringrazio i nostri ricercatori. Grazie, Cinzia Benincasa e Pierluigi Rizzo, e come sempre grazie anche a voi, alla prossima, arrivederci.